Buonasera a tutti, visti voi, nuova la veoie di 13 del mese, le triula 2026. Bene, siamo tornati in Ocche, provate di nuova, a Saida, siamo su di Chiesa e a tutti los che sono a Monchioso dei Vizi TV. Poniamo i sabi di atta normale, ecco qua, e cominciamo a baitare come si presenta a dire. In questo bello quadro che presentiamo innanzi a noi che in questa nuvole che sono pintante sul cielo sopra la Saida e insomma una cosa spantosa da avere, insomma, una bella macchina questa ecco una macchina bella cosa corta da Saida, no? E andiamo a vedere sul Saravallo di Oia che Napoli non ha attacchi isole prende tutto da die 27 gradi temperatura massima. Crasa che è sabato che lo prendo, cioè libero tutto da die, prendo il sole, 27 gradi temperatura massima. Abbiamo il toccamento del dolo da dare e lo diamo, poi il primo scusto, toccamento del Monte Compatri, noi Compatri, Monte Compatri, Roma, a 86 anni, si è morta Maria De Logo, de Soddeggio, la tia Goppi, praticamente sorella di sua mamma del Boredo De Logo, del suo babbo, scusate, del Boredo De Logo, Gattia Gobbi, mamma di Pino, Luisa, Emanuele e Luana. L'intero è schenato a Oie, tre destriulas a Sasunichi, in Monte Compatri. Condolenze alle pazienti a Salomia a tutti, dai padri e vittime. Addio Maria. Andiamo a Sattero Mancamento, abbiamo capita che in 28 anni lo so, meta, e via, finché il morto Bastianino aveva mancato un attimo, correzzimolo, con noi tutta Redda, fratello Francesco, Giovanni, Felicina e Tonino. Mai a voler dimenticare la forza di animo di Teredda, che pure ischennesi di pacca salute le aiata, spesa di salita con animo positivo e volontà manna della superare, un esempio per tutti. Pensamento, per esempio, l'intero Schenapura 13 oie, e tiro la sa, battere la mesa, il sacrello, sull'alvatore, in reale, condolenze delle pazienze, sarà mia tutte a parte di investitivo. Scusate, ma ho controllato la scrittura come dalla corretta diretta appena che terminiamo il tema. E intanto abbiamo Nova Sale Estasa, festa di Santo Giorgio de Dure, San Giorgio Vescovo di Suelli, Bitti 4-5 luglio 2026. Sabato 4, ore 20, San Benerecorda, esortato, carne in numero. Ore 21, Tripping Sound in concerto. Domenica Kimbe, ore 12, Santa Messa, ore 13, pranzo comunitario, ore 16, corsa dei bambini. Va bene, andiamo poi a salto l'appuntamento, che sono stati spostati, suono nascosto di Eliseo hanno spostato su 14, di Triolasa, però posso dire che avesse appuntamento e proiezione del docufilm nella colonia penale. E questo si anche si è compreso museale Vittese e Mubi MMT. E va bene. Andiamo da innanzi, oltre l'appuntamento este su camera Mamone insomma, circondaria, non circondariale comunque, monologo in lettura dinamica di con Antonio Maras, Mamone, 3 luglio 2026, centrale, istituto penitenziario, ore 17:30. Cioè praticamente è storie, però non mi scordo, deve essere aperto, non mi scordo di essere prodotto o solo lo so, che sono non vesti scritto. Andiamo alla prima pagina, immigrazione clandestina, maxi operazione ad Orosei, scoperta una rete di una rete
4 misure cautelari e 3 indagati. Cala Finanza, stop a tavolare Bei. Pronto soccorso e bufera, si dimette la dirigente Beretta. Questo è Stinolbia. Il caso, la giunta nomina il vertice di Foresta, il TAR annulla tutto. Fratture multiple dopo un incidente per Franchi Dettori, un Vantino. Caso Ottana, nuova ordinanza del GIP, il sindaco agli arresti domiciliari non poteva nominare la giunta, ma infatti sbagliata. Metti strano chi l'hai poi tu anche. Il governo affonda Cala Finanza, cale dell'autorizzazione ZES dopo il ritiro della delibera del comune di Loi. Cala Finanza indietro tutta dopo la revoca da parte del Consiglio Comunale della delibera legata a una piccola parte del progetto Tavolare Bay è venuto meno il presupposto per la ZES. Il governo ha ritirato l'autorizzazione e tutto il piano è affondato. La mobilitazione popolare ha dato eco nazionale alla vicenda, ora è il centro di un duro scontro politico. Metro, lavori infiniti rovinati dal cantiere. Questo è la rabbia dei commercianti in Castello, naturalmente, che è chiaro che questo cantiere infinito dà un problema serio. Cagliari, il nuovo hotel nel solco di Bavas. E noi che siamo già anni adesso ospedale marino. Entriamo in merito del Cala Finanza, allora, no, però aspettate un attimo, vabbè, a che non siamo a questo? Illegittima la nomina della giunta, la segretaria comunale chiede l'intervento di prefettura e regione. Per patrimoniale di Ottana, le nomine della nuova giunta comunale di Ottana sarebbero state effettuate in palese e diretta violazione del divieto assoluto di comunicazione con l'esterno derivante dal regime degli arresti domiciliari. In effetti, chiesta degli arresti domiciliari non può fare che una seduta di nomina di giunta, che non può stare contatto con se stesso, al quale era sottoposto il sindaco rieletto Franco Saba, e quanto emerge dalla delibera approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 giugno, che richiama espressamente l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro Mauro Pusilio, violata la misura con PEC. Secondo quanto riportato nella delibera, il GIP ha accertato che l'8 giugno 2026 alle 20.58 Saba predispose, sottoscrisse e trascrisse tramite PEC i decreti di nomina del vice sindaco e degli assessori comunali, quando era già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'ordinanza, come riportato nel provvedimento del Consiglio Comunale, qualifica tali nomine come illecite perché avvenute in violazione della legge processuale e in frode alla legge amministrativa, e applica al Saba, difesa dall'avvocato Gianluigi Mastio, un aggravamento della misura cautelare. Una vicenda che si inserisce in un quadro già complesso. Saba, sindaco sospeso delle sue funzioni per via della misura cautelare perché indagato per tentata concussione, era candidato con una lista unica mentre si trovava agli arresti domiciliari ed è stato rieletto sindaco, pur essendo sospeso per la legge e candidabile. Nella consultazione del 7-8 giugno, prima dell'emissione del decreto prefettizio del 9 giugno, e insomma la storia è che tutta questa cosa non la poteva anche a nome da innanzi, le fai da mondeatelo, e entriamo in Sattobio è una riunione del Sof Sardistasa, ricorda Bandino e manca, Sardisti a Siniscola, domani per presentare il nuovo manifesto del ISDAP. Un doppio ricordo, uno per l'antropologo Bachisio Bandino, l'altro per Pasqualino Manca, già consigliere regionale del PISDAF. Pasqualino Manca, ecco, mi schiamo. Aprirà così Sattobio Sardista, in programma per domani mattina alle 10 nella sala convegni della Fondazione TEDE. L'occasione per presentare il manifesto di orgoglio, documento redatto interamente in sardo
che rappresenta la sintesi politica e programmatica del percorso avviato dai salvisti con la lettera aperta del 6 maggio scorso e sottoscritta dai presidenti e segretari del PISDAST degli ultimi 40 anni, insieme a dirigenti e amministratori, figure di riferimento del saldismo storico. Il manifesto si articola in 10 punti fondamentali: dal diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza, al diritto alla salute e alla parità di genere, dall'identità culturale e linguistica alla riaffermazione dell'unità del movimento nazionale sardo, dal diritto al lavoro e alla mobilità, alla tutela del territorio e del paesaggio, contro le speculazioni energetiche, fino ai temi della pace, dell'eliminazione delle servitù militari. Il testo recepisce inoltre le sensibilità politiche e culturali emerse durante il raddoppio sardista di Argoso, traducendolo in una proposta aperta al contributo di quanti vogliono partecipare a una scelta di prospettiva tra Cadenas e Caminos. Sul piano interno al PISDAS il manifesto indica tra gli obiettivi immediati il superamento dell'immagine di un partito fermo in una condizione di stallo politico e organizzativo. Andiamo da innanzi, facciamo de atero, terrorismo nero, custodremo l'intorpè, scoppia il caso del finto militare di Casa Pound. Emerge il ruolo di un agente sotto copertura. Lo avevano agganciato via internet attraverso una chat in modo nemmeno tanto discreto, ma andando dritto al sodo. Sono un ex militare di Casa Pound, gli aveva detto. Ho fatto cose, aveva aggiunto, lasciando di intendere che si trattasse di faccende pesanti di rilievo penale. E poi, dopo averne conquistato la piena fiducia, lo aveva anche incontrato in 3 occasioni, a Torpè e Olbia, per conoscersi di persona e parlare di programmi futuri, e tutti dal sapore decisamente illegale. Mi chiamano Massimiliano Giudice, gli aveva detto stringendogli la mano. Emerge per la prima volta dalle pieghe dell'udienza di ieri in corte d'assise che dietro la maxi indagine, poi approdata a giudizio nei confronti di un gruppo di giovani baroniesi accusati di aver costituito tra il 2019 e il 2021 un'associazione eversiva di stampo neofascista, un ruolo di primissimo piano nell'inchiesta ce lo ebbe un agente sotto copertura. A spiegarlo ieri al processo a Nuoro è lo stesso PM della DDA Guido Pani, davanti al Presidente della Corte Elena Meloni, con il giudice a latere Filippo Orari. Insomma, Rosana, incastrato malamente. Allora, Olsida, il borgo del benessere, ecco qua, un bellino. Rilancia il museo Andrea Parodi. Il polo multimediale sarà gestito dall'associazione Zascosa del Domo Nostra, un piano di marketing territoriale per la promozione del patrimonio culturale. In Osida ci sono Movenne. Comincia un nuovo capitolo per Osida, il piccolo paese all'estremità nord della provincia di Nuoro, ai confini con quella di Sassari. Infatti rilancia la carta del patrimonio culturale e della valorizzazione complessiva del territorio, con una nuova impronta gestionale a base di marketing e piani strategici, novità che prendono piede a cominciare dal Museo Andrea Parodi, polo multimediale d'eccellenza inaugurato il 29 dicembre 2024 nella casa comunale di via Angioi, appena affidato ora all'associazione Zascosa del Domo Nostra della vicina Buddesò, intitolato al noto cantautore che tanto ha amato e vissuto Osida. Il museo era nato da un accordo tra il comune e la fondazione Andrea Parodi. Il racconto e l'eredità di una delle voci più importanti della world music mediterranea rappresentano uno straordinario poema potente, veicolo di attrazione e diffusione culturale. Complimenti a Osida. Andiamo da innanzi e entriamo proprio in cala finanza. Allora, entriamo dai prima, scusate che batto il fatto di misturo. Allora,
vabbè, un attimo scusa. Il progetto di Cala Finanza affondato da comune e governo. Esempio di Sa Unione Sarda. La Presidente del Consiglio ritira l'autorizzazione. ZES a tavolare. Bene. E quindi un morto che cammina, una definizione appropriata per l'autorizzazione ZES unica numero 74 2026. Il via libera alla variante urbanistica di Cala Finanza e ai permessi per convertire un'abitazione e l'area limitrofa in un'area di struttura ricettiva, scusate. Lo zombie ha finito la corsa mercoledì sera a Roma, lo stesso giorno della mobilitazione contro i progetti della immobiliare sardo-brasiliana Tavola Rabei. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha revocato in autotutela il procedimento perché il Consiglio Comunale di Luggi, Porto San Paolo, ha prodotto al ritiro della proceduto al ritiro della delibera numero 50 del 25 novembre. Bene. Pasticci fiscali, ma la ZES funziona bene con gravi semplificazioni, sta creando posti di lavoro. Cioè il fatto che la ZES funziona è spero indifferente dai suo caso del Cala Finanza. O come lasciamo scosto e andiamo all'articolo del Cala Finanza, non verrà andato a finire, mannaggia era. Allora, Meloni, sì, chi investe nell'isola deve farlo nel rispetto delle regole. Il vicepresidente della regione su Tavola Rabei siamo intervenuti subito, ovviamente con tutto canto a vittoria, scontro tra gli schieramenti. Ecco, questo ne vale appena di leggere. Naturalmente noi non bisogna manco un coronel Canese, cioè da tutto canto dell'isola noi abbiamo fatto le manifestazioni, ma non bisogna. Il campo largo a toni trionfalistici, il centrodestra parla di una vittoria del popolo sardo, non della giunta regionale. Su Cala Finanza abbiamo avuto ragione e il commento a caldo della governatrice Alessandra Todde dopo il ritiro delle autorizzazioni. Il governo ha provato a decidere al posto nostro, ma ha dovuto arrendersi all'evidenza e fare un passo indietro, revocando l'autorizzazione ZES, replica subito Pietro Pittalli, deputato segretario di Fratelli d'Italia. Questa vicenda ha visto il popolo sardo opporsi con determinazione ad un intervento considerato incompatibile con la tutela di uno dei tratti più preziosi della nostra costa. La Presidente, anche Todde, come il suo vice Giuseppe Meloni, ricorda che fin dal primo giorno abbiamo difeso la nostra posizione, eccetera. E poi è arrivato a 5 Stelle. Per il M5 Stelle Sardegna la revoca dell'autorizzazione unica è una vittoria delle comunità locali e di chi ha difeso senza ambiguità il diritto dell'isola a decidere sul proprio territorio, cioè la isola. In ogni caso, su Cala Finanza il governo Meloni ha commesso un errore grave. Il Movimento 5 Stelle Sardegna, che ha sostenuto questa battaglia fin dall'inizio con atti parlamentari, iniziative istituzionali, presenza sul territorio, sostegno alla mobilitazione dei cittadini e una posizione netta, le coste della Sardegna non sono terra di conquista, ma manco da esso partito tipo 5 Stelle, partito o qualunque sia di partito italiano. Intanto Fratelli d'Italia è di Musitenara, Fratelli d'Italia è di opinione diversa. Le dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico e di M5 Stelle sulla vicenda del progetto di Cala Finanza rappresentano l'ennesimo tentativo di riscrivere una storia amministrativa i cui passaggi sono invece chiari e documentati, dichiara il deputata Barbara Polo. Come già evidenziato dal senatore Giovanni Sata, il progetto non è nato improvvisamente, né è stato imposto dall'alto. La procedura ha seguito un iter amministrativo ben preciso che ha coinvolto il Comune di Lori e il Porto San Paolo, il quale aveva già espresso le proprie determinazioni prima dell'intervento della struttura di missione ZES, che per legge opera esclusivamente in presenza dell'assenso delle amministrazioni locali. Per questo
aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia, cioè aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia, appare poco credibile il tentativo di far passare l'idea che amministratori ed esponenti politici del territorio fossero completamente all'oscuro di un provvedimento di tale portata. Infine l'assessore regionale al turismo, Franco Cuccureggio, il gruppo che ha previsto questo investimento è un grandissimo gruppo internazionale. Ha spiegato quindi investimenti con soggetti così autorevoli e importanti sicuramente sono auspicabili in Sardegna, ma solo se si rispettano assolutamente tutte le norme. E va bene, andiamo dai Nantesi e amos detto rare, anzi da esecutivo può vedere qualche cosa in campo brincato, pro la risparmio anche alla finanza, ponte soccorso sotto pressione, dopo l'addio ai gettonisti e il nodo degli organici sottodimensionati, cioè il gettonista è stato una presa, cioè hanno finito il contratto, quindi come questo problema cucuzzare sul servizio, insomma, e anche rimanere a chi il servizio viene assicurato. E va problema. Andiamo da Nantesi. Allora, voucher di 500 euro per avvicinare i ragazzi allo sport. Dalla regione 12,5 milioni sul FAST per azzerare i costi delle famiglie. C'è chi sogna di giocare a calcio e chi vorrebbe fare nuoto o basket, ma la famiglia non può permetterselo perché più spesso a tenere lontani i bambini e i ragazzi dallo sport non è la mancanza di passione ma il costo. Per questo la Regione ha deciso di investire oltre 12,5 milioni di euro in voucher destinati a sostenere le famiglie e garantire l'accesso gratuito alle attività sportive nella stagione 2026-2027. La misura chiamata FAST, Fare Sport da tutti, finanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, è valida per 3 annualità, prevede contributi fino a 500 euro per coprire le spese di iscrizione e frequenza. L'obiettivo è trasformare lo sport in uno strumento di inclusione, salute e contrasto alla povertà educativa, aiutando soprattutto i nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche. L'assessora allo sport parla, eccetera, eccetera. Allora, vediamo come funziona. Ogni nucleo familiare potrà ottenere il voucher per massimo 2 figli. Eventuali ulteriori richieste resteranno in graduatoria in caso di riconoscimento, di riscorrimento. I voucher saranno destinati ai minori residenti nell'isola tra i 5 e i 18 anni e ai giovani con disabilità fino a 26 anni. Il contributo potrà essere utilizzato per l'iscrizione alla frequenza di corsi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche con sede in Sardegna e affiliati agli organismi riconosciuti dal CONI o dal CI. La graduatoria sarà stilata sulla base dell'ISEE 2026, che non dovrà superare i 20.000 euro. Ecco, non è il problema. Il problema è che lo potete fare sul corso chiuso una assunta di 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14 del 14 luglio fino alle 23:59, cioè la mezzanotte del 15 settembre. Bene, poi magari la chiamo girare questo. Il volo da Cagliari a Olbia a Alghero, cioè chi è comunque tornare Cagliari, Alghero Cagliari, Cagliari Alghero, Cagliari Olbia, Olbia Cagliari. Veste su l'Unisi e su Canapola. Bisogna sollevare la partenza e sul giornale chiesto interessato di Ammet. Andiamo da innanzi, Palio rinviato a oggi Titia Scalpita, Titia è Luvantino, che correte in Siena. La pioggia ha fatto slittare la carriera dedicata alla Madonna, la carriera insomma, dedicata alla Madonna di Provenzano. Il Santino di Nurri su Diodoro
correrà per l'Aquila, che non vince dal 3 luglio 1992, potete scrivere, e quindi questa via, questa carrera dell'Aquila ha una speranza di vincere. Andiamo da innanzi, Forestas nomina per poche ore, il TAR annulla la delibera di giunta, imbarazzo nell'esecutivo per lo stop a Nuglia, Nuglia è steso Caneletto, rientra l'uscente Piras, Forestas doppio colpo di scena, il TAR ha sospeso lo stesso giorno della sua approvazione la delibera della giunta regionale che nominava Mario Graziano Nuglia commissario straordinario di foresta. Nella stessa ordinanza i giudici del TAR, dopo aver fissato al 21 la discussione sul merito, hanno accolto il ricorso dell'ex amministratore unico di foresta Salvatore Pilas e lo hanno reintegrato nel suo ruolo, quindi non torna bene di questo giocheggio politico. Pecorino Romano vola a New York, cioè vola in New York, insomma. Maodi, consorzio, il mercato degli USA non mostra segni di cedimento, cioè volata. Anche il pecorino romano dopo è volato a New York, al Summer Funch Food, il più importante appuntamento commerciale del Nord America dedicato alla specialità alimentari e una delle principali vetrine internazionali del settore agroalimentare. All'interno dell'Italian Pavilion, lo spazio dedicato alle eccellenze del Made in Italy, il Consorzio di tutela del pecorino romano ha presentato i suoi prodotti. La presenza del Consorzio a New York quest'anno assume un significato particolare alla luce del quadro internazionale delle incertezze legate alle politiche commerciali. E bisogno da innanzi scontro tra gli schieramenti, danno sempre la finanza, Todde, avevamo ragione noi, Fratelli d'Italia, vittoria del popolo, ma lo sanno già adesso, chiaramente noi richiamo il fatto che probabilmente avremmo pure denunziato, può aver invaso una proprietà privata e può aver superato il blocco della polizia, la polizia che tenia bloccata e impediata, però noi siamo scolato da innanzi, insomma, non escono, non hanno avuto da fare, non escono, non hanno denunziato e queste sono le note. Cantanne vittoria. Andiamo a questa politica internazionale, pioggia di droni e missili russi su Kiev. Zelensky chiede agli Stati Uniti di poter costruire i Patriot per difendersi. La Germania accusa il Nord Stream sabotato dall'Ucraina. Venezuela, salvo dopo 8 giorni, notizia inedita, intrappolato sotto le macerie. Quasi 8 giorni dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela, Hernan ce l'ha fatta, è stato estratto vivo dalle macerie. Un salvataggio che ha del miracoloso, ma frutto dell'eroismo di un centinaio di vigili del fuoco di 7 paesi diversi, che per 4 lunghi giorni hanno messo a rischio la propria vita andando ben oltre il proprio dovere. Gesta andate praticamente in diretta su TV e social media, scusate, con immagini che hanno tenuto in apprensione un intero paese e non solo. Mentre che Ucraina questo detenivo è nata non loco, la leva bomba da chiudiana, sente che ne gruppa per una, ma solo però a che rappresaglia in una guerra. Ecco, uno salvato che in tanti sforzi è tanto morto in un momento. Agricoltura, una filiera da completare, il settore vale 4,3% dell'economia regionale, ma alcune produzioni sono in calo. Oltre 34 milioni per rilanciare l'artigianato sardo.
E noi che siamo sempre su quella finanza, scontro tra Campo Largo e centrodestra, sussulto, eccetera, eccetera, però naturalmente i no che pure non bisogna manco in corona de cane. Stupore della tavola Rabbei, eccetera. No, già visto abbastanza. Ha tentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati scelgono il silenzio. Ranucci escluso del report, non hanno risposto al giudice, movente da approfondire e che le potesse muovere. Schiaro che batta mandante, che sono stato stoccato da Ranucci. Amos un'ultima pagina, richiesta di politica estera, pioggia di droni e missili su Kiev. Zelensky chiede agli Stati Uniti di poter costruire Patriot per difendersi, e abbiamo sposti due arviare. E quindi che in cui stiamo terminato, ritengo quella di oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa a stamatessi ora. A chi vuole partire la musichetta, ecco qua. Nina Canai, buona giornata, salutiamo Giannina, buona giornata. A mentre vi buona tutto dai, Visti TV, adioso e mentre